Spiga, il primo fondatore, il primo segretario generale della Confederazione Sindacale Sarda. Quindi la commemorazione ufficiale la farà il professor Francesco Casula, che oltre ad essere grande amico di Eliseo è stato il secondo segretario generale della Confederazione Sindacale Sarda. Quindi la parola a Francesco Casula. Il 19 novembre scorso, in un grigio pomeriggio, in un ospedale cagliaritano, Eliseo Spiga ci ha lasciato. Se n'è andato in silenzio, senza clamore, sofferente. Negli ultimi anni, soprattutto dopo la morte dell'amatissimo figlio Lucio, le sue fibre fisiche hanno iniziato a cedere. Ma la sua testa continuava, lucida, a produrre. Ha continuato fino agli ultimi giorni a studiare e a scrivere. Stava lavorando per un nuovo romanzo, sulla felicità, mi aveva confidato, e stava scrivendo poesie in sardo. Negli ultimi 2 anni, infatti, si era dedicato anche alla poesia in limba. Aveva persino vinto premi ai concorsi di Escalaplano, Iglesias e Quartuccio. Con Eliseo Spiga scompare un grande combattente, uno degli intellettuali più lucidi e creativi della Sardegna, un intellettuale sanguigno, passionale, irregolare, disorganico e remittente a partiti e camarille, utopistico. Abbiamo perso un amico e un maestro. Un uomo storto si definiva lui, tra il serio e il faccetto. Per me, per noi militanti, etnicisti, per noi della Confederazione Sindacale Sarda era una guida intellettuale e morale, un combattente fino all'ultimo respiro, perché questa malfattata terra si liberasse dalle catene che la inchiodano alla dipendenza e alla marginalità. Era nato ad Aosta nel 1930 da genitori emigrati per ragioni vagamente politiche. Poi subito dopo ritorna però, dove svolge la sua esistenza tra Cagliari e dintorni. L'infanzia e l'adolescenza a Quartuccio vengono profondamente segnate dalle ultime persistenze comunitarie del suo paese, Quartuccio appunto, dal trauma della Seconda Guerra Mondiale, fatto di fame, paura e malattie, e dalle tormentate vicissitudini della sua famiglia, pienamente contadina e operaia. E nel clima culturale del dopoguerra, carico di forti emozioni che lambivano anche il suo pur ristretto ambito familiare, che Spiga comincia a sentire l'attrazione delle grandi ideologie che domineranno i decenni successivi. L'incontro con Emilio Lussu, già leggenda eroica dei sardi, combattente sardista e antifascista, nonché grande scrittore, segnerà definitivamente le sue scelte e i suoi umori per tutti gli anni a venire. Si dedicherà infatti all'attività politica nell'ambito della sinistra, assumendo ruoli diversi ma sempre segnati dalla sua originaria vena utopica. Agitatore politico, dirigente di partito, militante etnicista, organizzatore di circoli politico-culturali, città e campagna in primis, giornalista e fondatore di giornali periodici come Nazione Sarda e Tempus de Sardigna, il nostro mensile, animatore del movimento per i diritti linguistici dei sardi, promotore insieme ad Antonello Satta, Cicitu Marsala, Elisa Nivola, che proprio in questi anni anche loro ci hanno lasciato, e altri della proposta di legge di iniziativa popolare sul bilinguismo perfetto.
ideatore del primo e unico sindacato etnico dei lavoratori sardi, il nostro sindacato. La Confederazione Sindacale Sarda a cui dedicherà un pezzo importante della sua vita e della sua appassionata attività e vitalità. Nel 1997 Eliseo Spiga intraprende un'altra iniziativa di cui ci si è totalmente dimenticati, ma perché per me è fondamentale anche per capire il suo pensiero, la sua testa e anche il suo cuore. È ideatore di un congresso dei sardi che, preparato in gran numero di dibattiti in tutta l'isola e nelle aree dell'emigrazione, poteva forse liberare la Sardegna dalla crisi dell'istituto autonomistico, dei modelli politico-culturali metropolitani dello sviluppo, delle strutture economiche recenti e tradizionali. Questo congresso avrà una partecipazione enorme, una vera e propria folla nella prima riunione a Bauladu, ma poi non se ne farà niente per la solita, inveterata e antica logica dei sardi divisi e l'un contro l'altro armati. Ma a questo congresso, ricordo, parteciparono nella fase di preparazione intellettuali, molti sono qui, da Bachisio Bandino a Vindice di Marchesio a Gianfranco Contu, politici, artisti, giornalisti. Ripeto, poi dopo la prima riunione non se ne farà quasi niente. Al suo impegno politico accompagna Eliseo Spiga un costante approfondimento dei temi fondamentali della cultura sarda, il sardismo, l'autonomismo e un rinnovamento economico e sociale. Nel 1968, già uscito dalla militanza di partito, il PC, comincerà ad allontanarsi dalle ideologie della sinistra statalista, nei confronti delle quali svilupperà una polemica costante, finita successivamente nel distacco totale. È di questo periodo la pubblicazione di un libro con lo pseudonimo di Giuliano Cavizza, Sardegna, rivolta contro la colonizzazione, in cui comincia ad affacciare la sua propensione per l'autogoverno comunitario, inteso non soltanto come aspirazione ideale, ma anche come prospettiva politica generale. Questo libro indica che Cavizza compie una svolta culturale definitiva, mai irrevocata e anzi, se è possibile, sempre più radicalizzata, soprattutto negli ultimi anni. Questo libro indica una Sardegna che è diventata il centro del suo universo, da cui aveva cacciato la città, il partito, quello comunista ma anche gli altri, il marxismo-leninismo, la classe operaia, lo Stato. La Sardegna non gli appariva più un puntino sperduto nell'universo e nel mappamondo, ma gli si ergeva come torre d'osservazione dei problemi del mondo e come oracolo premonitore di possibili destini diversi dell'umanità. Dopo un'intensa e pluridecennale attività pubblicistica, nel 1998 consegna alla stampa un suo romanzo, Capezzoli di pietra. Nel 2000 lo stesso editore Zonza pubblica un altro libro che Spiga scrive insieme allo scrittore e poeta Francesco Masala e al filosofo Placido Cherchi, intitolato Manifesto della gioventù eretica e del comunitarismo, nel quale si tenta di interpretare, in riferimento alla realtà sarda corrente, i principi e i valori della cultura nuragica e in particolare alla concezione comunitaristica.